Ennesima razzia in un'abitazione della Marca, Quinto. I ladri ripuliscono quasi completamente una famiglia. La rabbia e lo sconforto ai nostri microfoni. Intanto nel tardo pomeriggio a Roncade e Silea ha preso il via il servizio di vigilanza pensato da un gruppo Facebook e autofinanziato dai cittadini dei due comuni. Bomba a scuola, si avvale della facoltà di non rispondere, il 47enne in carcere da sabato, ancora giallo sul movente. Il capo della procura dice episodi inquietanti, stiamo indagando. Botti vietati dal 30 dicembre al 6 gennaio a Treviso, firmata l'ordinanza che impedirà l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio e sparo di petardi, tranne che per gli eventi autorizzati. Solo Belluno meglio di Treviso tra le province venete per qualità della vita, l'analisi del Sole 24 ore. La sua colpa è di avere una carrozzina troppo lunga e così per un 44enne anche solo entrare nell'ufficio postale di Treviso diventa una missione impossibile. A Paderno e Crespano il referendum day sulla fusione premia il sì, nasce Pieve del Grappa, soddisfatti gli amministratori. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali è in primo piano la cronaca e ancora una volta il bollettino della sicurezza nella Marca trevigiana vede registrare un'altra razzia in casa. L'ultimo episodio particolarmente grave a Quinto di Treviso, vittima una famiglia, casa svaligiata quasi completamente, la loro rabbia ai nostri microfoni. Un incubo dal quale la famiglia Bitici fatica a risvegliarsi, un incubo nel quale mamma, papà e i 3 figli sono piombati sabato sera, quando dopo aver cenato a casa di parenti sono rientrati nella loro casa di Quinto. Appena arrivati hanno notato che in cortile non c'era l'auto parcheggiata, il primo segnale che potesse essere successo qualcosa di brutto. Apro la porta e non si entrava più dentro perché era tutto sopra. Praticamente erano i bambini, cominciato a urlare e piangere, detto calmate. La casa, come mostrano le foto scattate dalla coppia, è completamente a soqquadro. I banditi, entrati da questa apertura in giardino, hanno forzato la porta finestra della cucina e hanno passato a setaccio ogni stanza, mettendola sottosopra. Hanno portato via tutto quello che hanno trovato, addirittura i tappeti, cuscini, piumini, tutto. Televisione, computer, microonde, macchina del caffè, tutto. I ladri, dopo aver preso anche qualche gioiello e dei contanti, hanno caricato tutto nell'auto della famiglia e sono fuggiti. Per i Bitici lo shock è ancora forte. Da 2 o 3 giorni non dormiamo più a casa, andiamo da mio fratello, non dormiamo più qua perché non mi sento più a casa mia. La famiglia di origine kosovare da anni in Italia è ben voluta da tutti qui a Quinto. L'intera comunità qualche anno fa, quando marito e moglie persero il lavoro, si strinse intorno a loro per aiutarli a ripartire. Dopo 1000 sacrifici i coniugi sono riusciti a costruire questa casa. Siamo riusciti a fare una casa per essere più sicuri, per essere casa nostra, però non ci lasciano stare in casa nostra. Tra i primi ad arrivare dopo il furto Nadia Soligo, assessore del comune di Quinto e vicina di casa della famiglia, al suo fianco nei momenti più difficili. Quello che mi dispiace di più è la cattiveria che hanno usato in questa casa, fatta con tanti sacrifici. Violare l'intimità della casa, delle nostre famiglie è una cosa da condannare. I coniugi sperano di poter ritrovare almeno l'auto, questa Opel Astra Station Wagon, targata EJ234YM. Intanto la famiglia Bitici, come 5 anni fa, deve ricominciare. Non mi aspettavo una cosa di genere, perché abbiamo lavorato una vita per avere una casa e diciamo di avere un tetto sopra testa, per i bambini un domani trovarci qualcosa, ma non disperazione. Adesso bisogna trovare forza e cominciare tutto da capo, perché qua io non mi sento a casa mia, ti dico la verità. E in questa nuova sfida, ancora una volta, la comunità di Quinto è pronta a stare al fianco della famiglia Bitici. Intanto sul fronte sicurezza nel tardo pomeriggio di oggi a Roncade e Silea ha preso il via il servizio di vigilanza pensato dal gruppo Facebook che sta per diventare un'associazione Furti in Corso. Questo servizio di vigilanza autofinanziato dai cittadini dei due comuni negli ultimi mesi sotto assedio dei ladri, come abbiamo raccontato tante volte. Si tratta di un servizio impostato su un giro diurno della fascia dalle 17 alle 22, ovviamente modificando sempre gli orari, e poi 2 giri dalle 22 alle 6 del mattino. I prossimi comuni in cui a breve prenderà il via la vigilanza autofinanziata sono Carbonera e San Biagio di Callalta.
E adesso le immagini dei vigili del fuoco impegnati nello spegnere un grosso incendio che ha devastato la tettoia e parte di un'abitazione, un magazzino in via Caravaggio a Resana nel tardo pomeriggio di oggi. Ignote per ora le cause delle fiamme, anche la natura del materiale distrutto dal rogo. Sul posto, come vedete, sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco e Treviso, oltre ai carabinieri. I danni a quanto pare sarebbero molto ingenti e c'è anche forte apprensione ovviamente tra i residenti della zona. Vi aggiorneremo se ci sono aggiornamenti, appunto, se ci sono novità su questo incendio scoppiato nel tardo pomeriggio a Resana. La cronaca giudiziaria invece ci porta a parlare dell'interrogatorio del 47enne arrestato nell'ambito dell'indagine sulla bomba fatta esplodere davanti al liceo di Vittorio Veneto. Sentiamo. Ha deciso di non rispondere alle domande del giudice. Stefano Milacic, 47 anni, arrestato nell'ambito delle indagini sulla bomba fatta esplodere davanti al liceo Flaminio di Vittorio Veneto. Una deflagrazione che svegliò l'intero quartiere, 32 finestre rotte sia dell'istituto che di un edificio accanto e tanta paura fra i residenti. Segnali come questi, dice Michele Della Costa, procuratore di Treviso, sono preoccupanti. Quando le persone intendono farsi in qualche modo giustizia o comunque ricorrere a strumenti di violenza e di prevaricazione, sicuramente sono dei segnali sempre preoccupanti, dopodiché non è sempre facile vedere se dietro qualcuno c'è qualcos'altro. Sicuramente sono segnali che non possono essere lasciati cadere nel nulla. Il 47enne appassionato d'armi è stato raggiunto venerdì da un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di danneggiamento e violazione della legge sugli esplosivi. Per gli stessi reati comunque sono indagati a piede libero 2 presunti complici, un 40enne residente a Vittorio Veneto ed un giovane di 24 anni. Milacic spiega il suo difensore è stato arrestato dopo alcune intercettazioni. Nel corso della indagine, in una intercettazione ambientale, il Milacic ha fatto delle esternazioni nei confronti, appunto, come dicevo prima, di 2 agenti della Digos e nei confronti anche dei familiari, ad oggetto con alcune ritorsioni nei confronti di queste persone. Oggi, afferma l'avvocato, Milacic avrebbe chiesto scusa, ma per il momento rimane in carcere, anche se il legale ha chiesto gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. È stata una bravata, dice l'avvocato. Voglio escludere sin da subito, non ci sono finalità terroristiche, politiche o di alcuna natura. È stata un atto, come dire, dimostrativo che lascia un po' tempo che trova, è stata una bravata. Le indagini ore della polizia per verificare anche la pista del traffico d'armi illegale. Nessuna ipotesi viene esclusa, resta comunque da capire il movente del gesto, sicuramente dimostrativo, per il quale l'indagato però non avrebbe dato alcuna spiegazione. Andiamo a Treviso adesso per parlare dell'ordinanza firmata nel pomeriggio dal sindaco Mario Conte, botti vietati dal 30 dicembre al 6 gennaio. È stata firmata l'ordinanza che impedirà l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e razzi su tutto il territorio comunale, tranne che nei luoghi e per gli eventi autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza. Così facendo, spiega Casugana, non solo si vuole evitare il peggioramento della qualità dell'aria conseguente allo scoppio degli articoli pirotecnici, ma anche tutelare i soggetti deboli, tra i quali bambini, anziani, ammalati e anche animali. Ai trasgressori potrà essere comminata una sanzione da 25 a 500 euro. E intanto, a proposito di regole da rispettare, sempre più muro contro muro tra il sindaco Mario Conte e il collettivo ZTL sull'utilizzo dell'ex caserma Piave. Dopo la retromarcia di Django sul concerto di sabato c'è stato l'annuncio di un nuovo evento per domenica e arriva un nuovo avvertimento di nuovo dal primo cittadino. Se non rispetteranno le regole, la convenzione prevede che si possano anche mandare via da là, purtroppo per loro. Django avvisato, mezzo salvato. Questo è il proverbio che alleggia tra le stanze di Casugana, che ha incassato il retromarcia sul concerto dell'ex caserma Piave, ma non arretra di 1 millimetro su altri eventi simili, peraltro già annunciati per domenica prossima. Un vero e proprio scontro, non solo sul singolo evento, ma sulla visione dell'ex complesso militare oggi di proprietà comunale, accentuato dalla volontà del sindaco di non scendere a nessun compromesso, nemmeno su un tavolo di discussione. Io non ho rapporti con ZTL, che sarebbero il Django, no? Io il rapporto ce l'ho esclusivamente con Open Piave, perché la convenzione è stata sottoscritta dal Comune e da Open Piave, che è rappresentata da una presidente che si farà
carico di tutto quello che sta succedendo, perché questo prevede la convenzione. Secco anche sull'assemblea pubblica. Ma se devi fare un'assemblea pubblica parteciperà? Assolutamente no. Ma ripeto, delle sfide di Django io spero che non si offendano, ma proprio non mi interessa nulla. Un'aperta ostilità verso il collettivo ZTL che il sindaco riassume in poche parole, ma al vetriolo. C'è una convenzione, rispettino quella, come tra l'altro si erano anche impegnati. Credo però che il rispetto delle regole non faccia parte del loro DNA e se ne faranno una ragione. Il clima dunque resta non certo dei migliori, intanto però il capoluogo della Marca avanza nella classifica dei capoluoghi di provincia per qualità della vita. L'analisi è del Sole 24 Ore. A Treviso non solo si vive bene rispetto a gran parte del resto d'Italia, ma si vive meglio rispetto all'anno scorso. L'immancabile classifica di fine anno arriva dal Sole 24 Ore che ha confrontato diversi aspetti del quotidiano degli italiani, facendo fare un balzo in avanti di ben 10 posizioni al capoluogo della Marca, che entra anche tra le prime 10 città italiane dove si vive meglio. Questa è una Marca veramente laboriosa, una Marca che, come dire, garantisce, questo è merito anche degli amministratori, dei buoni servizi, degli ottimi servizi, c'è anche una capacità di godersi la vita che insomma è assolutamente innegabile, e quindi credo che dei cittadini giustamente esigenti, quindi i cittadini esigenti fanno sì che gli amministratori devono per forza essere anche come dire, in grado di offrire soluzioni, anche un modo di amministrare assolutamente confacente, quindi direi che c'è da aspettarselo. La fotografia di quest'anno è per 42 indicatori di benessere suddivisi in 6 macro aree: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. E su tutti c'è un avanzamento più o meno marcato di Treviso. Meglio di noi in Veneto solo Belluno, che però perde il primato raggiunto l'anno scorso, che invece viene conquistato da Milano. Verona è a 4 lunghezze di distanza, mentre Vicenza al 17° posto. Ben più staccate Padova e Venezia, rispettivamente al 33° e 34° posto, mentre ultima tra le venete è Rovigo al 58° posto. Tornando a Treviso, i problemi però non mancano, ad esempio la critica situazione di via Pisa, dove aumenta sempre di più la discarica ai piedi del marciapiede. Bastano le immagini a descrivere la situazione in via Pisa, ai piedi del grattacielo, a pochi passi dal centro città. Un accumulo di immondizie che sommergono i pochi contenitori per la regolare raccolta dei rifiuti. Si faticano a contare gli enormi sacchi neri accatastati l'uno sull'altro, alcuni chiusi, altri che rimasti aperti lasciano venire fuori il contenuto. E poi biciclette rotte, cartacce, bottiglie e ogni tipo di rifiuto. Addirittura i cestini delle bici diventano una pattumiera. Una situazione che l'assessore Zampese definisce grave. Contarina va a prelevare i rifiuti dai cassonetti eccetera, ma lì sta nascendo una discarica nell'area privata di proprietà. Il comune nei giorni scorsi ha incontrato l'amministratore condominiale per discutere della situazione. Con un'azione di intelligence individuato dei responsabili, accertato dei responsabili di abbandono del rifiuto. Ricordo che è un reato penale, un reato grave penale. Ora Casugana dice basta e intende intervenire su 2 direzioni. Andare a sistemare l'area, quindi ripulirla, e andare a dare gli importi di spesa al condominio e alle persone che abbiamo individuato e che hanno lasciato questi rifiuti. Mi rendo conto che sarà difficile reperire quei soldi, saranno inesigibili, e quindi scatterà anche un'azione penale per abbandono del rifiuto. Intanto oggi sono stati presentati i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria del quartiere di Fiera, ma intanto l'amministratore delegato di ATS annuncia interventi importanti anche per il centro città. È un intervento di un importo superiore a €1.000.000 che collegherà 370 abitanti al depuratore, interesserà 5 vie attraverso il rifacimento completo di quella che è la linea delle acque meteoriche in collaborazione con l'amministrazione comunale e la realizzazione della rete acquedottistica e quella fognaria. Questi i numeri della nuova rete fognaria, i cui lavori prenderanno il via nel quartiere di Fiera. 7 mesi di intervento per la posa delle condotte per il collegamento a nord e a sud con la rete principale.
quello di realizzare un piano fognario chiaro per Treviso è sicuramente un'esigenza diventata primaria. Ma i lavori di fiera fanno da apripista ad altri futuri interventi che guardano al cuore di Treviso. D'accordo con l'amministrazione, entro fine mandato vi presenteremo il progetto esecutivo e contiamo di realizzare quelle che sono le opere propedeutiche a collettare il centro storico all'impianto di depurazione di Sant'Antonino. Recarsi alle poste può essere anche un'odissea quotidiana se si è disabili. Vi racconteremo questa storia dopo la pubblicità. Eccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. La sua colpa è di avere una carrozzina troppo lunga, così per un 44enne disabile trevigiano anche solo entrare nell'ufficio postale di Treviso risulta una missione impossibile. Ci sono un sacco di barriere architettoniche e quindi di fatto non ho la possibilità di essere libero come mi piacerebbe essere. Emanuele Vigni ha 44 anni e vive a Treviso. Da 8 anni a questa parte, in seguito ad un grave incidente, ha perso l'uso delle gambe e da 8 anni, muovendosi con la carrozzina, è costretto a fare esperienza quasi ogni giorno con le barriere architettoniche. Una di queste è la più eclatante, che mi ha fatto un po' saltare i nervi l'ultima volta, è stata quella delle poste qua di Piazza Vittoria, dove io non posso accedere. Qui per lui è difficile anche solo percorrere il marciapiede, tra scalini sporgenti, cestini, biciclette e auto posteggiate male. E quando si arriva all'ingresso per disabili, la sorpresa. C'è un dispositivo per disabili che però io non posso utilizzare perché la carrozzina è più lunga, essendo elettrica è più lunga di quello che dovrebbe essere. Anche se io riesco a smontarci un pezzo, comunque dopo salgo sul montacarichi e le porte sono troppo strette, quindi non ci passo, di fatto. Gli accessi per disabili sono a norma, precisa la direzione delle poste. Non lo so, secondo me no, perché io personalmente non riesco ad utilizzarli, nel senso che non riesco a utilizzarli. Intanto suoniamo e aspettiamo che qualcuno risponda. Con me, precisa Emanuele, impiegati e dirigenti delle poste sono sempre molto gentili e disponibili, ma l'edificio è antico e tutelato ed è un dato di fatto che qui di architettonico non c'è solo lo stile del passato, ma anche le barriere del presente. Non ce la faccio veramente più, cioè per fare un versamento sono stato fuori dalle 11 di mattina e sono rientrato alle 2. In tanti se ne stanno a casa e dicono vabbè pace, e io non voglio vabbè pace, cioè io ho un mezzo che mi è stato fornito dall'ASL, quindi mi è stato fornito in maniera ufficiale con soldi pubblici, lo sto sfruttando. E però di fatto c'è una città che mi impedisce di usarlo. Dopo più di 10 minuti arriva un'impiegata che accompagna Emanuele e lo fa entrare dall'ingresso posteriore, riservato ai veicoli di servizio. Anche per oggi, con pazienza e sopportazione, l'ostacolo è stato scavalcato ma non eliminato e la barriera rimane lì per la prossima volta. E adesso il referendum day di ieri per la fusione dei comuni, 26 comuni veneti, l'obiettivo era arrivare a un comune nel Trevigiano tra Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, hanno vinto i sì, il 57% favorevole a Paderno, il 78% a Crespano, l'affluenza bassa ma non era indicativa per il risultato finale, non c'era da raggiungere un quorum, è andata così Pieve del Grappa, la soddisfazione di uno dei due sindaci, quello di Crespano, nel prossimo servizio. Avrei preferito una partecipazione più ampia, però chiaro, essendo un referendum consultivo siamo nel trend delle percentuali. Risultato importante, per esempio a Crespano oltre il 78% di sì, è una cosa che ci dà la forza di continuare e continuare con tutte le energie. Paderno, altro grande risultato, 57% hanno votato il sì, per cui anche per loro e soprattutto per loro oggi andiamo avanti e iniziamo a costruire questo nuovo percorso. Cosa augura a Pieve del Grappa? A Pieve del Grappa auguro di diventare il prima possibile una vera comunità, una comunità dove tutti, soprattutto coloro che hanno votato no, possano sentirsi a casa, possano riconoscersi pur mantenendo le proprie specificità, perché Crespano, Fiette e Paderno esisteranno e esisteranno sempre, però i cittadini dovranno sentirsi comunque parte di un'intera comunità. Lo sport e il basket, la De Longhi che centra la 7ª vittoria consecutiva, ma in una partita nella quale ha rischiato una clamorosa rimonta.
Siamo stati bravi a non perdere una partita di questo tipo. Roseto ci ha messo in grave difficoltà soprattutto a livello offensivo, ma noi abbiamo fatto una serie di sciocchezze durante tutta la partita che ci hanno fatto soffrire fino all'ultimo secondo. Le parole di coach Menetti a fine gara sembrano quelle di un allenatore che commenta una sconfitta, non di chi ha visto la sua squadra centrare la 7ª vittoria consecutiva. Ma se il tono è questo, le ragioni ci sono. A Roseto vittoria è stata, importante per il morale, ma la fatica è stata notevole. Partenza lenta, recupera il sorpasso a metà gara, poi a lungo che sembra decisivo, più 14, massimo vantaggio. Però la De Longhi crede di aver già messo in ghiaccio la gara, salvo subire un terribile parziale di 10-2 da Roseto che si riporta sotto e fa vedere i sorci verdi a coach Menetti. Probabilmente non ho abbastanza messo in guardia la mia squadra, perché non abbiamo giocato con quel tipo di autorità, quel tipo di concentrazione, quel tipo anche di autorevolezza che avevamo usato nell'ultimo periodo. Gli avversari arrivano fino a -1 prima che Barnett prenda in mano la squadra per ampliare il vantaggio fino al 67-58 finale, con un tessitore migliore di Trevigiani nel complesso della partita. Attacco dalla vena scarsa, fortunatamente per Treviso la pressione difensiva funziona. De Longhi in scia fortitudo e adesso arrivano 2 gare al Palaverde, ma con la prestazione di ieri da tenere bene in mente come monito. Di questa partita noi dobbiamo prendere un grande insegnamento che giocare partite del genere in tutti i campi si perde. Il nostro viaggio tra i presepi ci porta a Breda di Piave con la natività realizzata dagli alunni della scuola elementare insieme alle maestre. Noi alunni di terza A e B abbiamo lavorato fin dall'inizio utilizzando materiale povero. La prima attività propostaci dall'insegnante è stata quella di costruzione delle casette. In un secondo momento ciascuno di noi ha creato la sua statuina. Ciascuna di loro compie delle azioni o porta qualcosa da offrire. Ecco le nostre statuine. In seguito ci siamo concentrati sulle pecorelle. Infine abbiamo creato le stelle che brillano nel cielo e la stella cometa con la sua coda. Nelle nostre intenzioni voleva essere un presepe povero senza costi se non quelli della tempera e della colla. Ciao, sono un ceppo di un abete rosso che avrebbe desiderato diventare un albero di Natale come lui. Ahimè, il maltempo mi ha sradicato e con me foreste intere. Grazie per avermi sistemato accanto al bianco albero di Natale e per esservi ricordati di noi. Le radici che vedete provengono dai boschi di Belluno, mentre i rami dalla Val Corpassa di Agordo. Complimenti ai bimbi della scuola elementare, segnalateci le vostre natività, come sempre le 3 modalità, le vedete in sovraimpressione fra pochissimo, eccole. Redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio di segreteria, 351 175 5340 per foto o video. Questa sera 20 e 10, fra pochissimo, si parla di economia, l'economia sotto i riflettori, con Ferdinando Marino c'è Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, e poi alle 21:15 la prima serata con Ring, la politica alle corde, il talk show del lunedì, puntata da non perdere, perché questa sera ospite speciale il governatore del Veneto Luca Zaia per parlare di tanti temi, dall'autonomia alle Olimpiadi, dalle grandi opere alla montagna, ferite molto altro ancora, dalle 21:15. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, tempo dunque stabile ma piuttosto nebbioso. Vediamo il dettaglio di martedì 18 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto ovunque e anche per lo più soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia saranno possibili, specie al mattino, nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure del Veronese e del Rodigino. Temperature minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 2 e 7 gradi circa.
Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di qualche velatura a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Clima freddo con temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà molto simile, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà anche in questo caso sereno e sgombro da nubi su tutti i settori della nostra regione, salvo per qualche nebbia al mattino sulle vallate settentrionali. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 7 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.